Oggi parliamo di Villa Martinengo a Bovolenta. Nella stampa antica l'edificio è visibile tra una folta vegetazione e con il fiume Bacchiglione che le scorre davanti. L'argine attuale, che ora preclude il rapporto diretto con il fiume, è stato costruito dopo la disastrosa alluvione del 1882. La villa Martinengo, nel suo aspetto odierno, risalente al XVIII secolo, con i suoi numerosi annessi rustici e abitazioni vicine e botteghe, nel XIX secolo risultava proprietà di Leopardo Martinengo. Sul tetto presenta due cuspidi piramidali, simbolo della dignità dogale, di cui potrebbero essere stati insigniti i rappresentanti della famiglia proprietaria, in questo caso i Michiel. Sul lato a levante, che guarda la piazza della chiesa, presenta una gradevole loggetta che protegge l'ingresso principale dell'edificio, forse parte di una precedente struttura architettonica più antica. L'edificio è stato abitato fino a 20 anni fa ed ora è in vendita. Il nobile Leopardo Martinengo, conte di Barco, in provincia di Brescia, in cui la famiglia aveva il feudo dal XV secolo, nacque a Brescia nel 1804. Il Martinengo visse però in prevalenza a Venezia e nella sua villa di Val San Zibio, in quanto gli consentiva di seguire le numerose proprietà e quindi probabilmente anche quelle di Bovolenta, ereditate dalla madre, la nobile veneziana Cecilia Michiel. Studiò filosofia a Venezia e giurisprudenza a Padova ed ebbe un notevole coinvolgimento nelle vicende della Repubblica Provvisoria di Venezia del 1848. Dopo l'annessione della Lombardia al Regno d'Italia, tornò a vivere temporaneamente a Brescia e nel 1863 fu nominato senatore del Regno. Mantenne tale carica fino al 1884, anno della sua morte, nella sua residenza preferita di Val San Zibio.